Vita in Comune, il programma che avvicina l'amministrazione comunale ai cittadini. Oggi, per la serie Vita in Comune, cioè lo spazio dedicato all'amministrazione comunale, abbiamo il piacere di ospitare l'assessore Claudia Brugioni. Stavo dicendo avvocato, ma in questo caso assessore Claudia Brugioni. Buongiorno assessore. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti, radioascoltatori e non. Allora, ci vuole dire quali sono le sue deleghe, assessore? Perché siete nuovi, ancora non sappiamo bene. Sì, le deleghe che mi sono state assegnate dal sindaco riguardano principalmente il bilancio, i tributi, il patrimonio, trasporti, mobilità, affari legali, politiche dell'antiviolenza e pari opportunità. Tutte deleghe così, leggerine. Però, assessore, se lei mi consente, io vorrei parlare con lei del Natale, anche perché qualcuno mi ha fatto la spia e mi ha detto che lei ha voluto fortemente questo Natale, diciamo. Allora, ce ne vuol parlare? Sì, in relazione al Natale vorrei fare un passo indietro perché è venuta l'idea del Natale. Prima di essere assessore nella città di Conegliano sono una cittadina e un professionista in città e quindi vivo la città a 360 gradi e mi sono accorta fin dal mio insediamento che una priorità era quella di sedersi al tavolo con i commercianti e con le associazioni legate al commercio per riuscire a capire quali erano le criticità. Mi è stato facile perché sostanzialmente ho dovuto subito, appena insediatami, affrontare il tema della gara dei parcheggi che era già scaduta, eravamo già in prorogazio e quindi questo mi richiedeva anche riuscire a capire quali potevano essere le esigenze del commercio legate al parcheggio a pagamento. E da lì, avvertendo anche e vedendole anche, ribadisco come cittadina, le difficoltà che in questo momento ha la città, abbiamo pensato in giunta, siccome lo slogan del sindaco è stare in mezzo alla gente e tra la gente ci sono anche i commercianti, di cercare di creare degli eventi che in qualche modo potessero portare aggregazione in città. Il primo evento che ci è venuto in mente dopo il periodo dell'autunno, e sappiamo che il settembre coneglianese è già di per sé un format strutturato e quindi vive già un po' di suo grazie a tutti gli eventi, Expo delle auto compresi, che ci sono nel mese di settembre, abbiamo individuato il Natale. E da lì abbiamo pensato, dico abbiamo perché devo dire che al di là del fatto che la mia collaborazione è in prestito all'assessore al commercio e all'assessore alle manifestazioni, ma lavoriamo, il bello di questa giunta è che lavoriamo un po' tutti uniti e quindi abbiamo pensato, ricollegandomi a quello che stavo dicendo, di creare un evento, il mercatino di Natale, che c'è in tante città e quindi perché non portarlo anche a Conegliano? Il mercatino tradizionale con le sue casette addobbate, con casette nelle quali si mangerà, si berrà, si può acquistare, ma che siano un momento anche per i cittadini di Conegliano e non di venire a vedere questa bella città. E quindi ci sarà food e non food, cioè presumo con tutti quelli che hanno le varie cose di Natale, le varie, come posso dire, bricolage di Natale, eccetera, eccetera. Lei mi conferma che saranno così le casette? Sì, l'idea di fare food e non food. Sappiamo che il food ha la caratteristica di aggregare, perché la gente arriva al mercatino, acquista da mangiare, è una esigenza, è una prima necessità. E poi a questo affiancare dei non food, quindi bancarelle che venderanno prodotti tipici natalizi ed altre che venderanno bigiotteria e quant'altro. Però la cosa, presumo, come ha colpito me come cittadina,
La cosa che ha colpito di più e che è piaciuta forse di più è sicuramente la ruota panoramica. A me è piaciuta moltissimo. Sì, Racconti anche di questo, dai. beh, per quanto riguarda la ruota panoramica, diciamo che fa un po' parte delle caratteristiche andare a vedere quelli che sono i format che funzionano e ci siamo accorti che generalmente quando c'è un'attrattiva è più facile anche portare la gente e abbiamo identificato la ruota panoramica come un'attrattiva di interesse per piccoli e adulti e soprattutto un qualcosa di nuovo rispetto non solo a Conegliano ma anche all'Interland coneglianese. La scelta della ruota panoramica era nata anche dalla voglia di portarla magari in castello, dove potevi cercare di far vedere a tutti il bellissimo panorama, oltre alla città, il bellissimo panorama che contorna Conegliano. Però in questo momento preciso, come primo anno, scegliere di portarla al castello non sarebbe stato facile, perché noi in questo momento riteniamo che sia importantissimo ricominciare a portare le persone in centro città. Certo. Sì, la ruota panoramica sicuramente, se mi consente, Assessore. La ruota panoramica è bellissima come idea, come le dicevo prima, però parliamo un attimino del decoro, non è una sua delega, ma così, proprio da cittadine, diciamo. Il decoro della città, perché noi facciamo la ruota panoramica, chiamiamo tante persone, è come invitare qualcuno a casa, la casa tutta bella fuori e poi dentro tutto un disordine. Credo che a questo ci state pensando? Beh, il decoro urbano non è, come ha detto lei, una mia delega, però sempre nell'ottica e nel ragionamento che lavoriamo tutti assieme, diciamo che il decoro urbano è di interesse di tutti noi. Faccio una premessa, a me dispiace che si dica sempre che Conegliano è sporca, Conegliano non è bella, Conegliano è bella e Conegliano è anche tenuta bene. È chiaro che ci sono delle accortezze che secondo me possono valorizzarla ancora di più. Per esempio, ne parlavo con l'assessore Toppan tempo fa, l'idea di abbellire la scalinata degli Alpini. Chiunque arriva in centro città, anche in stazione, ha davanti a sé la scalinata degli Alpini. E quindi una delle, diciamo, priorità nel bilancio 2018 sarà innanzitutto, sembrerà strano, portare l'irrigazione nella scalinata degli Alpini che manca, per poter poi permetterci di fare l'abbellimento delle aiole con delle piante sempreverdi o delle piante che fioriscano a stagione, che però possano resistere senza la necessità dei nostri operai a dover andare a bagnare le aiole. Da lì poi tante idee, siamo donne, siamo... Oltre alle gambe c'è di più. E quindi sicuramente c'è tanto da fare, ci sarebbe tanto da imparare anche da certi paesi, però io sempre tenendo conto di quelli che sono oramai i climi che la nostra città vive. Io spesso e volentieri vado in montagna, adoro vedere i fiori che abbelliscono le città, mi rendo anche conto che però d'estate a Conegliano un'estate come questa non lo permetterebbe. Sì, certo. Però io mi riferivo anche al discorso benissimo arricchire la gradinata, perché uno scende, arriva con il treno e vede la gradinata degli Alpini, la gradinata nostra, sì. Però anche a quei negozi che in centro sono chiusi, lasciati con disordine dentro, quindi dovrebbe essere la sensibilità dei proprietari anche a far sì che questi si presentino comunque, anche se sfitti, in maniera decorosa. E quindi pensavo, non so, magari a mascherare la chiusura con dei manifesti, con delle cose così. A questo ci avete pensato per il Natale? O mettere
non so, dei riferimenti sempre natalizi nei negozi Sì, sfitti. sì, a questo ci abbiamo pensato perché in alcuni punti della città vogliamo, perché poi l'organizzazione del Natale non prevede solo il mercatino alla ruota in Viale Carducci, ma la nostra ambizione sarebbe di riuscire a coinvolgere associazioni, compagnie teatrali, cori che operano in città per poterli in qualche modo, per poter far vivere non solo il centro ma anche i quartieri. E noi ci abbiamo pensato, è chiaro che vedere una vetrina vuota e magari non tenuta bene è un po' un problema per tutti e soprattutto anche per chi vive la città. Quindi cominceremo col Natale a valutare queste cose e poi cercheremo di svilupparle nell'anno. Dimenticavo di dire che sempre nella logica dell'aggregazione, una cosa che a noi particolarmente sta a cuore e inizieremo a progettarlo e a programmarlo dal 2018, perché ovviamente ogni cosa la devi programmare Certo. inserendo la bilancia, quello di cercare di rivitalizzare i parchi che Conegliano ha. Ce ne sono alcuni che vivono, hanno tanti bambini e tante famiglie che li frequentano, altri che hanno bisogno di manutenzione. Prendendo spunto anche dall'inaugurazione di recente del parco inclusivo al Parco Mozart, che ha rivitalizzato e rivalorizzato un parco che stava un momento subendo un po' dei contraccolpi, adesso stiamo, do una mano anch'io, a cercare di fare un censimento dei parchi, vedere dove si possono portare i giochi per i bambini, dove si possono fare interventi di manutenzione straordinaria, perché siamo sempre convinti che se porti le famiglie porti il bello. No, ma anche perché insomma credo che ci siano parecchie famiglie che abitano nel centro e non hanno spazio per i bimbi, quindi necessita proprio il fatto di avere dei parchi attrezzati per i bimbi. Va bene, mi fa piacere aver parlato del Natale anche con lei perché lo stiamo aspettando, noi cittadini lo stiamo aspettando con ansia, anche perché penso che molti di noi volevano un qualcosa di più. Va bene, adesso se vuole la lascio parlare delle sue deleghe. Ma le mie deleghe sono deleghe molto complicate perché vabbè, del bilancio si può poco parlare perché ovviamente e anche dei tributi. Diciamo che io parto da quella che me l'hanno messa per ultima, però per me prima, che è quella delle pari opportunità e delle politiche dell'antiviolenza. Io ho in mente vari progetti, forse anche mi piaceva l'idea di poter avere le pari opportunità, che per me pari opportunità però significano sia per gli uomini che per le donne, nel senso che ci sono tante cose secondo me che si possono fare. Uno dei miei temi salienti, soprattutto legati anche all'attività che svolgo professionalmente, è vedere quante donne o uomini subiscono in un momento poi economicamente difficile come quello di adesso dei contraccolpi magari dalle separazioni e dei divorzi. Mi piacerebbe riuscire a mettere in piedi quello che altri comuni pian pianino stanno riuscendo, mettere in piedi delle politiche che potremmo dire che si affacciano al sociale, però magari non sono completamente nel sociale, cercare di creare qualcosa che dia una mano alle donne separate e agli uomini separati e non solo. Io mi accorgo molte volte che separazioni arrivano a donne che hanno 50 anni, non hanno mai lavorato, non hanno una professionalità, non hanno magari neanche l'esperienza e la formazione per poter affrontare dei lavori e quindi cercare di mettere, una mia ambizione è cercare magari di mettere in rete con un'industria qualcosa che possa aiutare le donne in questa formazione e la ricerca di un lavoro. O per esempio io parlavo degli uomini separati perché molti dicono sono i nuovi poveri e è vero perché si raddoppiano i costi, i bambini vanno mantenuti, i bambini costano, quindi cercare di riuscire a individuare nel territorio qualcosa che li possa aiutare. Alcune città hanno inventato quegli appartamenti dove vivono più uomini, dove condividono magari una cucina piuttosto che la lavanderia o la zona giochi dei bambini. Si possono fare tante cose, ecco io su questo vorrei poterci lavorare, ovviamente sempre compatibilmente con i soldi a disposizione nel bilancio. Vabbè, però io credo che, e in questo lei prima parlava delle associazioni, io credo che
In questo possono essere di aiuto certe associazioni, molto di aiuto. E credo che, almeno così mi pare, non sono state molto, mi aiuti a trovare la parola, avvocato, sfruttate, che è brutta come parola. Perché ci sono tante associazioni, io le ho incontrate come radio, le ho incontrate, ho incontrato i presidenti di queste associazioni e ho visto tanta buona volontà. E quindi potrebbero essere usate di più, diciamo, per la loro soddisfazione e per la nostra di cittadini che... Ma sono sicura di questo, perché io l'ho visto anche ricollegandomi al Natale nella volontà di coinvolgerle, e vedo che tutto sommato tutti hanno voglia di fare qualcosa per il territorio. Sempre continuando nelle mie deleghe, non sono insensibile al fatto che in qualche modo si debba fare qualcosa per le piste ciclabili. So che ci sono dei progetti che erano stati iniziati e poi in qualche modo non più coltivati per questioni anche economiche, e quindi già con gli uffici ho iniziato a elaborare quello che c'è per vedere che cosa si può prendere spunto da lì o che cosa si può elaborare. Un altro tema del quale ne ho sempre sentito parlare è anche nel percorso del Monticano, cioè riuscire a in qualche modo sviluppare anche quello, perché io sono sempre dell'idea che viverla in bicicletta, viverla a piedi, la città la vivi, e quindi in qualche modo devi cercare di darti da fare. Sono andata di recente a un convegno sulla Venezia-Monaco, tra l'altro molto interessante, perché anche attorno al mondo della bicicletta oggi il mondo della bicicletta si sta sviluppando, bicicletta intesa come cicloturismo, e quindi lì vorrei poter lavorare, vorremmo poter lavorare in quella direzione. Direi che fate bene a lavorare in questa direzione. Altre deleghe che abbiamo? Altre deleghe ho purtroppo i tributi, purtroppo dico, perché chiaramente questo non è mai... Ho la mobilità. La mobilità, ecco, è chiaro che anche sulla mobilità c'è molto da fare. Io in questo momento cosa sto facendo? Raccolgo le comunicazioni o le lamentele che mi arrivano dai cittadini di Conegliano. Sono una un po' del fare, quindi raccolte le lamentele o le segnalazioni, esco con gli uffici o con il dirigente, l'ingegnere Bortolotta e il comandante della polizia locale, cerchiamo di verificare quali sono le criticità e poi a tavolino domani è un incontro per elaborare le prime 5, diciamo, criticità che ci sono arrivate. E proprio... La interrompo un attimo, Assessore, perché noi ci interrompiamo un attimo per la pubblicità e poi riprendiamo. Grazie.